Instrumenta Design Junior 2020. L'antico ispira il contemporaneo. Il reperto archeologico ispira i creativi a sviluppare oggetti d'uso quotidiano. Grazie alle direzioni di 9 musei archeologici ci mettiamo in gioco, accompagnando i partecipanti a scoprire manufatti millenari dall'aspetto particolare e che servivano come instrumenta, cioè oggetti di tutti i giorni. Questo per il concorso internazionale che nasce a Venezia e attraversa tutta l'Italia. Intervista al reperto. Pintadera. Di che materiale sei fatta? Sono una pintadera di terracotta, un oggetto dalla forma di timbro. Di che colore sei? Sono di colore giallino. Sei decorata? Ho una faccia intagliata da solchi paralleli ondulati. Non sono proprio dei decori, ma servivano per crearli. Dove sei stata trovata? Sono stata rinvenuta a Castelnuovo di Teolo, in provincia di Padova, in un villaggio del Neolitico. In che epoca sei stata creata? Sono stata creata 4000 anni a.C., nel Neolitico. Chi ti usava? Potevo essere usata da chiunque, sia in ambito domestico che religioso. A cosa servivi? Venivo usata per la decorazione di tessuti o per tatuaggi rituali. Di che materiale e come saresti fatta oggi? Oggi potrei essere un timbro di metallo o di legno per la decorazione dei tessuti, oppure un timbrino per i tatuaggi non permanenti. Intervista al reperto. Vaso a forma di stivale. Di che materiale sei fatto? Sono di terracotta. Di che colore sei? Sono bruno beige. Sei decorato? Sono un vaso a forma di stivale con la superficie levigata e lucidata a stecca. Sono decorato con motivi geometrici incisi e delle borchiette di bronzo applicate. Dove sei stato trovato? Sono stato trovato a Este, a Morlungo, in una tomba del Fondo Nazzari. In che epoca sei stato creato? Risalgo all'età del ferro. Sono stato creato dai Veneti antichi tra l'VIII e il VII secolo a.C. Chi ti usava? Facevo parte del corredo funerario di una ricca nobildonna veneta di Este. A cosa servivi? Sono un vaso cerimoniale utilizzato durante il rito in onore della defunta. Di che materiale e come saresti fatto oggi? Oggi probabilmente sarei un calice di vetro, di cristallo o di altro materiale prezioso utilizzato nelle cerimonie. Intervista al reperto. Alare a testa d'ariete. Di che materiale sei fatto? Sono di terracotta di impasto grossolano. Di che colore sei? Sono bruno rossiccio. Sei decorato? Sono un alare a testa d'ariete e le mie corna sono decorate con delle incisioni. Dove sei stato trovato? Sono stato rinvenuto a Este, a Morlungo, in località Campasso, precisamente nel fondo Pelà. In che epoca sei stato creato? Io risalgo al IV-III secolo a.C., età del ferro, dei Veneti antichi. Chi ti usava? Mi usavano in casa, chi abitava nelle capanne, per cucinare e preparare i cibi. A cosa servivi? Io venivo utilizzato in coppia sul focolare. Servivo per delimitare l'area del fuoco, per sostenere spiedi, pentole e cibo, ma anche per proteggere e garantire fertilità della famiglia. Di che materiale e come saresti fatto oggi? Oggi sarei di metallo, in ferro probabilmente, con dei piedini, e starei sui caminetti nelle case per sorreggere le griglie o la legna.